accuse pesantissima, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. È stata la direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Venezia, infatti, a coordinare le indagini che oggi hanno portato all'esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare. Al centro dell'inchiesta un ingente traffico di cocaina dalla Colombia all'Italia, gestito soprattutto da 2 imprenditori edili siciliani di Gela, senza precedenti specifici e da anni residenti a Chioggia. In questi 2 anni e mezzo di indagine abbiamo potuto delineare una vera e propria organizzazione che importava costantemente della cocaina dalla Colombia via Spagna. I capi dell'organizzazione, Ignazio Missud e Nunzio Ferracana, erano supportati da una rete di collaboratori, tra cui colombiani residenti in Veneto, a Padova e Treviso, campani e albanesi, ma avevano contatti anche con altri siciliani affiliati al clan Madonia di Gela, che finanziava le operazioni di importazione della droga. Il Veneto, infatti, e la forte domanda di cocaina che proviene da queste zone rappresentano un terreno fertile per le infiltrazioni mafiose. Il rischio di queste infiltrazioni è adeguatamente fronteggiato. Ciò non toglie che ci siano persone in qualche modo collegate a gruppi, in questo caso appartenenti alla criminalità organizzata siciliana, che possano qui mettere in piedi delle attività illecite. Fondamentale per le indagini, che hanno permesso anche di bloccare un carico di droga al porto di Cartagena in Colombia prima che partisse, l'uso delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Spesso però noi le intercettazioni non le cominciamo sulla base di un'ipotesi di associazione finalizzata al narcotraffico, le cominciamo sulla base dell'ipotesi per esempio di di un episodio di spaccio di stupefacenti o di più episodi. In questo caso le norme nuove ci avrebbero fortemente limitato, le norme nuove che spero non vengano varate.